Buonasera e benvenuti. Con una settimana di ritardo rispetto a quello che generalmente è il calendario della stagione di Target, ritorniamo anche per quest'anno a tenervi compagnia con il nostro talk show. Dopo la lunghissima pausa estiva riprendiamo i nostri appuntamenti il mercoledì in prima serata e poi naturalmente con gli orari che la programmazione prevede nel corso della settimana. Sull'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e in parte della Calabria meridionale e naturalmente in diretta in tutto il mondo con lo streaming sul nostro sito www.televideoagrigento.tv. Target è ormai il vostro appuntamento settimanale, vi proponiamo varia umanità, persone, associazioni, luoghi, avvenimenti di interesse che è giusto che la TV e il nostro talk show in particolare amplifichi e faccia conoscere a quante più persone possibili. Anzi, come diciamo sempre, noi vogliamo contribuire, insomma essere propositivi. Molto spesso siamo noi che invitiamo naturalmente i nostri ospiti in relazione a un evento o ad altre cose che succedono, ma vorremmo che anche voi vi proponeste, perché no? C'è la nostra email o telefonate direttamente a TVA dove insomma proponete il vostro progetto, la vostra associazione, insomma questo qualcosa che sicuramente ha bisogno di essere conosciuto e noi sicuramente siamo ben lieti di darvi il nostro contributo. Iniziamo questa stagione con la prima puntata e abbiamo scelto degli ospiti insomma degni di questo evento e devo dire che insomma non ci siamo risparmiati perché siamo veramente internazionali per questo inizio. Spero che quest'ora che avremo a disposizione possa trascorrere con un certo interesse da parte vostra e voglio proporvi allora subito i miei ospiti. Iniziamo dalla mia sinistra con Enzo Abate, lui è il direttore organizzativo dell'Orchestra Filarmonica e Coro Polifonico della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento. Proprio qualche giorno fa è stato presentato questo bellissimo cartellone, ne parleremo con lui. Fresco del periplo della Sicilia in catamarano senza cuccetta, insomma è stato quindi un pochettino scomodo. Lui è un velista d'eccezione, Andrea Barbera. Proseguiamo, parleremo di sindacato ma anche di una bella iniziativa che insomma forse affronta un argomento però non tanto bello, lo spopolamento dei comuni e dei giovani che se ne vanno. Lui è Vincenzo Baldanza, è il segretario generale SPI CGIL di Agrigento. E poi, come dicevamo, la parte internazionale del nostro talk show. Iniziamo con Adriana Iacono, lei è la direttrice di Eurolingue e approfitteremo della sua presenza per parlare e colloquiare con due ragazzi, loro sono statunitensi, del progetto Viva la Gente, sono Casey Yeksin, dico bene? E Kathleen Anderson. Perfetto. Naturalmente loro parlano inglese, capiscono un po' di italiano, le cose che andremo dicendo, però abbiamo la collaborazione di Adriana che sicuramente con la sua grande esperienza saprà far conoscere e capire quello che noi diciamo. Allora, iniziamo subito con Andrea Barbera. Sei arrivato quando? 2 o 3 giorni fa mi sembra, sì? No, ieri pomeriggio. Ah, ieri pomeriggio sì. Addirittura. Come è andato questo periplo della Sicilia? È andato bene, è stata una bella sfida, una bella avventura, abbastanza faticosa, però questo chiaramente era messo in conto perché è quello che andiamo ricercando, no? Un po' la sfida estrema. Eri in solitaria? In solitaria, sì, da solo. Ho percorso 500 miglia, quindi 1000 chilometri attorno appunto alle coste della Sicilia, partendo da San Leone. E tornando a San Leone? Tornando a San Leone, sì, però a tappe chiaramente, certo. le tappe, su un catamarano sportivo, di quelli che si usano per navigare a poche miglia dalla costa, no? In spiaggia così, che non ha una cabina, non ha un motore, quindi una navigazione totalmente a vela, spinti solo dal vento.
Bene, ci parlerai di questa bella avventura e magari di qualche piccolo particolare, insomma, così, o qualche cosa che hai visto di più bello o di meno bello nel giro della Sicilia. Di cose belle sicuramente ne proporrà in questa stagione l'Orchestra Filarmonica e il Coro di Agrigento. Enzo, avete preparato un bel cartellone, uno sforzo importante? Noi abbiamo preparato un cartellone con ben 8 concerti. Ovviamente non saranno tutti i concerti della nostra orchestra, ma ci sono dei concerti molto particolari. Avremo l'Orchestra Jazz Siciliana, ci sarà un concerto per pianoforte e orchestra, un concerto con un gran gala d'opera e un recital di un pianista, poi ci sarà un quintetto jazz che proporrà delle musiche americane, musiche Quindi di rispetto a Broadway. quello che l'anno scorso che è stato, diciamo, la proposizione del coro e dell'orchestra ex Demetra, adesso Fondazione Teatro Pirandello, adesso un vero e proprio ricco Sì, cartellone. l'anno scorso abbiamo semplicemente presentato l'orchestra come adesso in effetti orchestra della Fondazione del Pirandello, ma ci siamo limitati semplicemente a 2 concerti. Il concerto Noi siamo di Capodanno, questi, ecco. Sì, il concerto di Capodanno e il concerto di primavera a chiusura della stagione passata. In effetti io quando presentai l'orchestra allora al pubblico lì al Pirandello dissi che il nostro impegno era quello per la stagione 2020 di creare una stagione concertistica, perché una stagione concertistica totalmente organizzata dalla Fondazione e quindi dal Teatro Pirandello non si era mai realizzata. La Quindi promessa si è realizzata. si è realizzata. Ne parleremo e conosceremo insomma, sia il lavoro che c'è stato sicuramente, l'impegno. Sì, certo. Allora, passiamo invece a Vincenzo. Il titolo è un po' preoccupante di questo incontro, di questo convegno che farete venerdì, lo spopolamento dei comuni, l'invecchiamento e l'emigrazione. E la Sicilia che fa? Resta da sola, Vincenzo? Ma credo che questo sia un tema molto attuale e non è che lo stiamo facendo perché l'abbiamo scoperto noi. Devo dire che nel tempo io ho visto tante trasmissioni televisive, ma tanta stampa che ha incominciato a parlare di questi argomenti. L'invecchiamento della popolazione è ormai una cosa Sì, è un dato statistico, scontata, insomma. evidente, perché ci sono delle statistiche che ne parlano benissimo di questo argomento. I giovani, se vanno via perché non trovano lavoro, spesso vanno non al nord, più spesso anzi, vanno all'estero. Di nuovo all'estero. Vanno a lavorare all'estero. Giovani laureati, quindi noi perdiamo non solo ragazzi che potrebbero essere il futuro della Sicilia, della provincia di Agrigento, ma perdiamo anche i cervelli, i migliori cervelli che se ne vanno fuori. Bene, poi... Quindi lo spopolamento è il frutto di questo. Ok, affronteremo questo argomento anche con, vedo che insomma, avete invitato illustri ospiti per parlarne, quindi avremo modo di ampliarlo. E andiamo adesso alla parte un po' più difficile della trasmissione, non per l'argomentazione perché è veramente, veramente bella, ma in quanto diciamo, abbiamo bisogno anche della traduzione simultanea di Adriana Iacono. Anzi, prima di parlare del loro progetto, Adriana, 2 paroline per Eurolingue, vi vogliamo dire? Sì, Eurolingue è una realtà insomma, ormai consolidata da diversi anni, decenni potremmo dire. In realtà su Agrigento offriamo corsi di lingue, insomma, abbiamo offerti a tante generazioni, ormai siamo un centro autorizzato Cambridge e quindi insomma, ci occupiamo di quello, di preparare i ragazzi ad affrontare il loro futuro, insomma, attrezzati con un buon inglese e con una buona certificazione che lo possa approvare. Sia dal punto di vista diciamo, di approfondimento scolastico ma anche e soprattutto di interesse lavorativo, perché ormai insomma, chi vuole proporsi Certo, sarebbe bello che l'inglese questi... deve essere la lingua ordinaria. Certo. Sarebbe bello che poi i ragazzi magari restassero, appunto, non emigrassero tutti, non andassero tutti poi a usarlo all'estero l'inglese, ma diciamo, in molti casi è anche così. Però è comunque una risorsa, sia che si resti sia che si vada insomma, a lavorare o a studiare altrove, è comunque una risorsa ormai imprescindibile la conoscenza. Parliamo adesso del tuo impegno, comunque della tua collaborazione con questo bel progetto che si chiama Viva la Gente. Qui ci sono Kathleen e Casey che sono 2 rappresentanti.
Ce li vuoi presentare tu e magari poi li vogliamo con far piacere. parlare direttamente? Allora, ci siamo conosciuti in realtà pochi giorni fa perché ci sono venuti a trovare appunto all'Eurolingue e hanno esposto il loro progetto ai nostri studenti e sono rimasta molto colpita perché mi è sembrata un'idea veramente molto bella. Soprattutto, come dicevo, i giovani viaggiano, i giovani si spostano, i giovani emigrano purtroppo nelle E loro dagli Stati Uniti sono venuti loro qui invece in vengono qui Sicilia. e inonderanno la nostra città per una settimana proprio con la loro energia, con la loro gioventù e quindi una bella botta di vitalità che ci daranno in questa settimana. L'idea dietro al loro progetto, dietro a questa appunto loro attività è di creare un musical. Il musical in realtà è un pretesto, ma per aggregare e mettere insieme ragazzi che vengono da ogni parte del mondo, viaggiano in giro per il mondo portando questo loro messaggio di speranza, di amicizia, di multiculturalismo. Insomma, mi è sembrata un'idea veramente bella che ho voluto sostenere. Lo abbiamo un po' così spulciato anche su internet per capire di che cosa si tratta. Allora, Chesi, ci dici com'è che tu ti sei avvicinato a questo progetto di Viva la Gente, come lo hai conosciuto e qual è il tuo ruolo all'interno di questo progetto? Sì. Naturalmente Adriana, tu parli diciamo contemporaneamente a lui che lo fai capire quello che dice in italiano. Certo, tradurrò adesso mentre lui parla. So my position is called Promotion Representative. Lui è un rappresentante per la promozione del progetto. And so what Caitlin and I both do is we travel 6 weeks ahead of our cast. Ok, viaggiano 6 settimane prima del gruppo, diciamo, in avanscoperta. Non è scoperta. To the cities that they're going to eventually come to. Ok. Yeah. Quindi nelle città dove si svolgerà poi lo spettacolo. Yeah. And then we connect with the community. We Creano quindi la connessione, il legame con la comunità. find where our cast is going to perform. Trovano il teatro dove appunto si farà lo spettacolo Look for community service opportunities. e cercano le opportunità per offrire servizi, you offer your service to the community, right? Yeah. Perché offrono anche servizi alla comunità And then mentre viaggiano. Yeah. And then try to find local families that are willing to host our members. Certo, naturalmente l'aspetto anche molto importante è trovare le famiglie che siano disposte ad ospitare questi questa ragazzi. è una cosa importante, siccome il progetto vero e proprio inizia dal 28 al 4, credo che sia, dal 28 ottobre al 4 novembre, Sì. ecco, c'è anche da ospitare questi ragazzi, insomma, la grande ospitalità di Agrigento, della Sicilia sicuramente non farà mancare il suo apporto. Per fare questo con chi si devono mettere in contatto i nostri amici telespettatori? O anche attraverso Eurolingue magari, perché no? Yeah, so you can get in touch with me if you want to host one of our members. We can give or Eurolingue as well. Sì, possono mettersi in contatto direttamente con i ragazzi, possono tramite noi Eurolingue, tra l'altro loro li ospiteremo venerdì per un incontro con i nostri studenti che è aperto a tutti, quindi chi vuole può anche venire, E anche sarà per chi, un'occasione. insomma, fosse interessato durante la nostra trasmissione e volesse sposare veramente questo nobile scopo di trasmettere amicizia, amore, solidarietà e incontro tra i popoli, può farlo anche telefonando a TVA e noi vi metteremo in contatto direttamente con Adriana Iacono di Eurolingue e poi sarà lei insomma a fare da tramite. Ma volevo chiedere a Caitlin, perché nasce questo progetto? So che è vecchio del 1965 credo, come lei lo ha conosciuto e come lo ha sposato insomma? How did you get in touch with this project and what is behind the project? What is the project about? So I found the project in January of this year and I traveled. Ok, ha iniziato a avvicinarsi a questo progetto a gennaio. January, you said? Yes, and when my time ended in June, I decided to work for the company as well. E poi quando ha completato diciamo, la prima fase ha deciso di restare per lavorare per la compagnia. And the reason I chose to be involved is because our company focuses on youth.
E le è piaciuta l'idea del fatto che siano coinvolti i ragazzi essenzialmente, Ma si per lavora venire con i qui a ragazzi. Agrigento hanno fatto fare il giro al mappamondo e poi hanno messo il dito così, oppure c'era già un progetto iniziale? How do you choose your destinations, the places where you have, and how did you choose? Yes. So we were invited to Agrigento by the city, the Okay. region, and Agrigento 2020. Okay. No, sono stati in realtà invitati dalla regione e dal comune Dal di comune di Agrigento. Agrigento. Ah, Sì, ecco, quindi già avevano un contatto. sì. As a way to help promote the youth here, to be positive Yeah. agents, to promote peace and hope. Sì, loro sono stati invitati come agenti promotori di gioventù, energia, insomma pace, amicizia. Bene, poi in un secondo momento parleremo anche del loro musical, cioè di che cosa portano in scena e quali sono i messaggi o le situazioni che loro creano, va bene? Con la speranza che magari possano capire anche il nostro contesto, il nostro discorso durante la trasmissione. E come vedete, insomma, veramente è una bella realtà. Vogliamo anche lanciare subito questo appello. Ci saranno questi ragazzi, circa 70 credo, che saranno qui ospiti ad Agrigento dal 28 di ottobre al 4 di novembre. Sono persone bravissime, affidabilissime e referenziatissime. Naturalmente se qualche famiglia può ospitarle, insomma, sarà sicuramente una cosa Sono bella. un centinaio i ragazzi in Ah, realtà, una trentina hanno già una hanno sistemazione, già una sistemazione. sono 70 quelli che ancora Sì. cercano. Andrea, vedevo che facevi così con la testa, ti convince questo Sì, no, progetto, perché no, questo sono- stare insieme, questo trasmettere amicizia? Assolutamente sono iniziative che vanno aiutate perché portano comunque positività in città, contatti anche con altre culture. L'Agrigento è sempre stata, no, la culla della cultura del Mediterraneo, no, la Sicilia, quindi noi siamo maestri in questo, in ospitalità, in accoglienza da sempre, no? Quindi- Ritorniamo al tuo viaggio, allora, questa tua impresa in solitaria, in giro nel periplo della Sicilia, è iniziata quando e perché, insomma? Cos'è? Per iniziata- metterti alla prova tu o c'era un progetto particolare? È iniziata il 18 settembre di quest'anno, è iniziata perché io da sempre ho la passione per la vela, trasmessa da mio padre, e lo faccio per mestiere, però ho voluto cimentarmi in qualcosa di più estremo, no? Qualcosa di più, perché diciamo che il mio mezzo con il quale ho affrontato questa sfida è forse il mezzo più bagnato che possa esistere. Dopo di questo c'è la canoa o a nuoto, cioè nel senso è proprio il contatto diretto che hai con gli elementi, con la natura, con il mare. Questo è il tuo? Questo è il Next, il catamarano che ho usato, un catamarano di 5 metri, alto 40 cm sull'acqua, c'è una rete praticamente in mezzo ai due scafi e nulla più. Tutto viene stivato all'interno di contenitori stagni, quindi i viveri, l'acqua, le attrezzature che servono, l'abbigliamento. Beh, io posso capire, insomma, quando stai veleggiando che navighi, ma poi arriva che ti cala il sonno, o no? Assolutamente. E che fa, non dormi? Noi in solitario praticamente c'è una tecnica, si dorme per 20 minuti per non entrare nella fase successiva del sonno e si ci mette una sveglia abbastanza forte, che io ho una piccola sveglia. E ti basta per Sì, ristorarti? sì, questo sì. Si fanno frazioni di 20 minuti e poi c'è un'alimentazione particolare da seguire che non ti appesantisce e quindi non ti fa venire Vabbè, sonnolenza. certo, naturalmente ci vuole una preparazione. C'è una preparazione fisica, tecnica, vedi. poi c'è tutta una navigazione comunque Diciamo da meditazione gestire. yoga, magari per dirla un po' alla grande, magari sarà Sì. un altro tipo di Sì, preparazione sì, spirituale, sicuramente. Diciamo che è una navigazione agli antipodi, no? Molto, come si dice, alle origini. I nostri pescatori un tempo uscivano a vela, non esistevano i motori. Circumnavigare, fare 500 miglia soltanto a vela, senza il pensiero di poter dire vabbè metto motore perché il vento è finito, perché sono in una situazione di difficoltà, questo non lo potevo fare io, quindi diciamo che la sfida è proprio quella. E neanche mettere il pilota automatico. No, non c'era pilota. È una navigazione fisica dove io, se navigo 12 ore, sto 12 ore al timone, probabilmente non riesco neanche a mangiare durante quelle, dipende dalle condizioni, se sono impegnative Certo, o meno. perché se tu hai una bella brezza che ti spinge da dietro, vai tranquillo. Sì. E se invece devi andare controvento, che fai? Si fanno i bordi, si risale il vento, è ancora più faticoso. Tutti mi hanno contestato questo fatto che io abbia fatto il giro in senso orario,
In realtà poi ho avuto sempre venti a favore. Perché è più difficile il senso orario? Dicono tutti che sia più difficile per i venti predominanti che ci sono nel Mediterraneo. Io devo dire che sono stato fortunato, anche se ieri poi quando sono arrivato, un'ora e mezza dopo, si è scatenato l'inferno. Sono stato Aspettavo che arrivassi tu, cioè, sì. aspettava che arrivassi tu. Sì, sì, Però sì. essendo da solo non c'è nessuno che ti dice cazza la randa, no? No, fai tutto da fai solo, gestisci tutto, devi organizzare. In realtà molti pensano che a bordo non facciamo nulla, no? Perché tanto dice vai a vela, tu non fai niente, invece no, ci sono tante cose da gestire, da programmare, da organizzare. Ma io credevo che tu lo facevi a tappa, cioè nel senso parti da San Leone, arrivi a Marsala, stai lì, Sì. dormi, mangi, tutto, Ho no? fatto delle tappe, ma delle tappe, diciamo solo per così. la notte per riposare. Solo per la notte. Io ero organizzato, ero autosufficiente, avevo la tenda, potevo fare diciamo campeggio nautico. Qual è la cosa? Che questo Giro di Sicilia, io ho provato un percorso perché l'anno prossimo questa qua diventerà una regata vera e propria, sperando di poter richiamare atleti nazionali, appunto che navigano in solitario. Questo è l'evento zero, era già inserito nel calendario della Federazione Italiana Vela. Infatti sono stato ospitato, ho fatto delle conferenze in giro per la Sicilia, al Museo del Mare di Milazzo, ho avuto l'onore di fare una conferenza con Roberto Rinaldi, che è il documentarista di Jacques Cousteau, ha girato i mari di tutto il mondo, ho avuto l'onore di essere accanto a lui e parlare a centinaia di persone. Devo dire che questa mia sfida è stata poi seguita, non pensavo potesse avere tutto questo seguito mediatico, addirittura la Gazzetta dello Sport, il giornale La Stampa Nazionale, abbiamo avuto un riscontro notevole, devo dire. Bene, poi magari ci dirai, Andrea, qualche piccola Sì. cosa, magari se Certo. è stato più bello a Marsala piuttosto che a Cefalù, Sì, o sì, attraversare lo stretto di Messina o il Capo Lilibeo, va bene? Bene, bene, complimenti veramente. Allora Enzo, ritorniamo alla nostra bella grande stagione. Dicevamo un impegno importante naturalmente per la Fondazione Teatro Pirandello, ma soprattutto per l'orchestra filarmonica. Ci sono dei contatti importanti e veramente avete tirato su un bel concerto. Un lavoro, un bel concerto, una bella stagione concertistica, sì, una bella stagione. un lavoro importante e credo anche insomma, uno sforzo economico, no? Ma non guarda, dirle tutte le cose. Sicuramente lo sforzo economico c'è, anche perché le risorse non è che erano ampie, diciamo che erano piuttosto ristrette, però io con Antonio Cusumano, che è fra l'altro oltre ad essere il direttore della Filarmonica e anche il direttore della programmazione, quindi insieme abbiamo creato questo cartellone cercando di portare avanti questo progetto affinché, come dire, permettesse al Pirandello di fare un salto di qualità ulteriore, perché in effetti fare una stagione concertistica di questi livelli, credimi, è molto impegnativo. Poi, ripeto, possiamo paragonare ormai il Pirandello ai grandi teatri blasonati, dove c'è oltre che la stagione di prosa anche la stagione concertistica, quindi parallelamente avremo sia la prosa che la concertistica, e questo è una grande opportunità anche per la città, perché si offre un momento di cultura musicale molto variegata, quindi chiaramente, come dicevo poco fa, c'è dalle arie d'opera al concerto per pianoforte e orchestra, che è sempre molto coinvolgente. Abbiamo anche inserito un concerto di musica pop, quindi con l'orchestra jazz siciliana ci sarà un tributo a Whitney Houston con la sezione d'archi della nostra orchestra, quindi immaginati tu l'orchestra jazz siciliana con la nostra sezione d'archi, la bravissima cantante Lucia Garcia che interpreterà questi brani di Whitney Houston. E poi avremo anche un concerto con delle musiche dedicate ad Astor Piazzolla, un concerto un po' particolare che ha una parte, diciamo così, tra virgolette elettronica, ma non è che non voglio spaventare la gente pensando chissà che cosa. C'è una rivisitazione in una chiave un pochettino particolare delle musiche di Astor Piazzolla, ma si rimane sempre nell'ambito musicale, nell'ambito della melodia del grande artista argentino. E quindi anche il grande impegno dell'orchestra e del coro, che ormai insomma è una bella e consolidata realtà. Sicuramente. 150 sono Allora, coro e orchestra. noi sul palco saremo circa 150, per il una concerto cosa di enorme, Capodanno sono veramente. 150, ma attenzione, 150 perché sono 52 musicisti, 40 coristi, più avremo il coro delle voci bianche, sono altri 50 elementi, e poi ci sono anche altre sorprese che stiamo
preparando, quindi complessivamente penso che tutto l'organico di questo spettacolo saremo intorno a 170-180 Ma possiamo persone. dire che è una delle più belle realtà italiane, non solo Enzo. Ma guarda, lo possiamo dire anche perché la preparazione di questi musicisti è ad altissimo livello, ma anzi ti anticipo una cosa, guarda, noi il giorno 16 di maggio l'Orchestra Filarmonica del Teatro Pirandello andrà a fare un concerto al Teatro Santa Cecilia di Palermo, dove c'è dell'orchestra della Fondazione Brass di Palermo, quindi sarà un evento particolarissimo dove il Teatro Pirandello si sposta con la sua orchestra e fa fare un concerto fuori. È una cosa di grande prestigio che non va sottovalutata. Io credo che forse ancora la città non ha, come dire, compreso l'importanza della nostra orchestra. Cioè ancora le persone, quando io parlo, dicono: ma sai, non sapevo che c'era questa realtà. Allora è bene diffonderla, far conoscere a tutti. E anche per che questo noi, insomma, ecco, ti abbiamo invitato proprio perché io vi ringrazio crediamo di questo, in vi ringrazio di questo progetto, perché diamo la possibilità a tutti di far conoscere questa bellissima realtà che dà prestigio al teatro e prepara, come dire, propone anche degli spazi culturali, musicali di notevole spessore. Ne siamo convinti e poi magari vedremo un po', parliamo anche dal punto di vista un po' più pratico, no? Dell'abbonamento oppure del biglietto singolo, magari le persone hanno anche necessità di avere queste notizie. Adriana, cosa dicono i nostri amici? Hanno un po' capito il target, il bersaglio del nostro appuntamento televisivo o sono un po' in difficoltà nel... No, non riescono bene o male a seguire, insomma, quello che vedevo con succede. Attenzione che Sono guardavano contenti di essere il qua. filmato del nostro velista. Sì, ho cercato di spiegare appunto che aveva fatto il giro della Sicilia, sono rimasti abbastanza colpiti. Sì. Ma Adriano, noi siamo un po' carenti in lingue in Sicilia, come siamo? Insomma, Forse un po' colpa anche fatichiamo un po'. della scuola diciamo ufficiale che non ci spinge troppo. Ma diciamo che il metodo nella scuola tradizionale è sempre stato un po', non ha diciamo incoraggiato molto la comunicazione e la conversazione. Io al liceo classico facevo un'ora di francese alla settimana, dico ma lasciamo stare, adesso credo che le ore siano un po' aumentate. Sì, adesso no? diciamo il Ministero le ha tagliate veramente qualche anno fa le ore di inglese, di lingua in generale, però in realtà ci sono anche tanti altri supporti, ci sono tanti progetti PON che vengono fatti nelle scuole, anche noi stessi facciamo tanti corsi nelle scuole e devo dire che le cose sono cambiate, poi c'è tanto interesse, i giovani capiscono la necessità. Magari la rete ci ha un po' aiutato, no? Sì, infatti sono molto esposti alla lingua, adesso i giovani vedono Netflix, vedono film o cartoni animati in lingua originale. Mia figlia pure, lei preferisce vedere i film in lingua originale, poi con i sottotitoli però almeno capisce. E questa è una bellissima cosa perché appunto le nostre generazioni sicuramente non hanno avuto questa agevolazione, insomma per parlare la lingua si andava all'estero, adesso la lingua ci ha raggiunti e quindi arrivano ragazzi con livelli anche molto alti adesso devo dire. E poi viene richiesto anche nei concorsi pubblici, no? C'è il B1, B2, C, insomma sì, adesso i vari... sì, è un requisito insomma imprescindibile per esami universitari, per appunto la carriera universitaria, per concorsi pubblici dove insomma vengono sempre più richiesti livelli alti perché B2 insomma sono già livelli abbastanza alti ed è bene attrezzarsi per tempo perché non sono livelli che poi si raggiungono con uno rush finale o con uno sprint finale, no, vanno costruite. L'inglese dico su tutte, sì. L'inglese su tutte, ma sì, assolutamente. Mi viene spontanea una domanda. Adesso che ci sarà la Brexit e che quindi praticamente l'Inghilterra se esce dall'Unione Europea, la lingua non potrà essere più la lingua base l'inglese. Ormai l'inglese perché teoricamente non essendo una nazione che fa parte della comunità europea dovrebbe essere... Sì, forse il francese si ritorna alle origini, prenderà più prevalenza. Vabbè, ma il mondo parla inglese. In realtà il mondo parla inglese, ormai la lingua franca, almeno in questo momento, è l'inglese. Magari fra qualche decennio sarà il cinese, no? Certo. Ci dovremmo attrezzare diversamente, però penso che ancora è un problema questo che secondo me va anche valutato. Perché il fatto che l'Inghilterra esca dall'Unione Europea, insomma, che possa magari perdere un po' il suo ruolo di prestigio certo, come lingua diciamo, ufficiale, come lingua istituzionale potrebbe anche succedere, ma la gente ormai insomma, è in quella direzione. E i due filoni arabo-cinese vanno avanti?
Non tantissimo Perché sono loro che parlano inglese. I cinesi sono una comunità abbastanza chiusa, non è facilissimo trovare insegnanti. A volte abbiamo avuto qualche richiesta, ma abbiamo avuto anche qualche difficoltà a trovare insegnanti, insomma, qualificati che potessero fare lezioni. Però magari fra qualche decennio, ripeto, Perché no? le cose I potrebbero cinesi ormai- cambiare. Bene, ritorniamo allora alla nostra provincia che, come sicuramente tantissime altre purtroppo province del sud, ha questo triste ritorno al passato, questo spopolamento, questa emigrazione intellettuale, emigrazione di cervelli, e quindi anche sicuramente dei risvolti sociali ed economici che voi affronterete in questo convegno. Se mi è consentito una breve divagazione. Sì, certo. Prima, alla prima domanda hai detto, tu parli di cose tristi. No, nel senso triste, nel senso che In realtà, spopolamento. io mi trovo in un contesto in cui ci sono degli ospiti che parlano di cose belle, e se non addirittura eccezionali, come l'impresa del nostro amico velista solitario. Però questi sono temi che sono talmente attuali che non possiamo ignorarli. Il problema dello spopolamento che si porta dietro e nasce dall'invecchiamento della società e dalla mancanza di lavoro che costringe i giovani ad andare via. E qui il fatto che tanti ragazzi cercano di imparare l'inglese, che ne vogliamo dire, anche con la Brexit, l'inglese io credo che rimarrà per tanti anni la lingua internazionale per eccellenza, per cui questi giovani che imparano solitamente spesso vanno a finire in Inghilterra, non vanno come ai tempi del Cammino della Speranza a cui in un momento velato hai fatto riferimento. Il Cammino della Speranza adesso è cambiato, mentre prima si partiva con la valigia di cartone e con un bardello sulla spalla all'avventura. Certo, oggi invece l'immigrazione dei giovani è mirata, addirittura se ne vanno interi nuclei familiari che vanno pochi al nord e molti all'estero, mentre prima c'era un'emigrazione di ritorno dove partiva il padre, mandava le rimesse facendo grandi sacrifici, costringendo se stesso a imparare la lingua e imparare anche un altro lavoro diverso da quello della campagna. Adesso invece se ne vanno i giovani con tutte le loro famiglie e non tornano più, quindi questo per caduta comporta lo spopolamento. Ma figli non ne fa più Lo nessuno. spopolamento dal punto di vista socio-economico comporta anche un'altra cosa, cioè il valore degli immobili che rimangono abbandonati non c'è più, i genitori che hanno fatto tanti sacrifici per costruire quelle case si ritrovano ad avere un patrimonio edilizio sul groppone su cui devono pagare anche le tasse. Certo. E poi man mano nel tempo questi immobili invecchiano e diventano anche oggetto di ristrutturazione, e spesso i soldi non ci sono per ristrutturare. Quartieri interi sono abbandonati in certi paesi della provincia di Agrigento, però io ho visto anche trasmissioni che parlano addirittura di regioni del nord che incominciano ad avere questo fenomeno. Quindi non è solo la Sicilia, non è solo la provincia di Agrigento, è l'Italia. Stiamo scontando il fatto che le politiche dei governi precedenti non hanno mai pensato a impegnare il loro tempo a creare lavoro, soprattutto per i giovani. Voi venerdì parlerete, ho visto qui insomma l'elenco degli ospiti, ci sono economisti, sociologi, insomma c'è anche il segretario generale nazionale di SPI CGIL, quindi diciamo un impegno importante anche per il sindacato. Insomma. Quando io ho pensato questa cosa, mi è venuto subito spontaneo il fatto che c'era la necessità di coinvolgere dei docenti universitari che erano specializzati in alcuni settori. E quindi ho pensato a un sociologo, perché la ricaduta di questi fenomeni sicuramente è un fatto sociologico, un fatto economico, perché non c'è più quell'economia che c'era prima fondata sull'agricoltura, sull'artigianato. Adesso c'è o un'imprenditoria spontanea da parte di giovani che provano in qualche modo a intraprendere qualche cosa, a inventarsi un lavoro, lavoro, anche un lavoro, oppure
c'è il lavoro nero. Allora abbiamo pensato all'economista. Dopodiché serve anche vedere un po' dal punto di vista statistico quello che succede in tutte le realtà della nostra provincia. Di contro ci sono due fenomeni che adesso si stanno espandendo, che sono quelli costituiti dal comune di Giangiana e dal comune di Sambuca in Sicilia. Cioè se, penso che lo sapete, il comune di Giangiana per esempio il sindaco di quel tempo ha pensato di vedere se era possibile fare un'immigrazione al contrario e hanno lanciato questo paese e per un caso fortuito di cui io conosco la storia, cioè un attore americano importante per caso ha conosciuto questa realtà, è andato a comprare La casa, delle no? proprietà, no, addirittura delle proprietà a Ciangiana e ha incominciato a dire ai suoi amici che lui si trovava benissimo. Venite a È una Ciangiana. favola perché Sì, no? sì, sì. Se avessi il tempo ve la racconterei tutta di come è avvenuto il fatto. Dopodiché tanti hanno comprato casa, addirittura il padre di Hamilton, il pilota, ha comprato casa a Ciangiana, Penso che- addirittura. Sambuca invece? Ciangiana ha addirittura circa 500 cittadini stranieri che pagano le tasse là, quindi aiutano quel comune a dare i servizi che difficilmente avrebbero potuto continuare a dare. Sambuca, sull'onda del fatto che è stata eletta come il borgo più bello d'Italia, ha iniziato anche sfruttare il anche sindaco questa di pubblicità, Sambuca certo. a cercare di sfruttare questa cosa per cercare di portare gente di fuori dall'estero a Sambuca. Mi viene in mente qualche Però- decennio fa Sgarbi quando era sindaco di Salemi, Sì, a Salemi lui ha un po' lui- iniziato, no? un Comprate le case a €1, mi Un po' sembra. anche loro stanno facendo questo, però mentre in quei due comuni, sia Salemi che Sambuca, c'è il fenomeno del terremoto, per cui il comune di Sambuca ha delle proprietà di tante case che può tranquillamente, per evitare che vengano che si distruggano nel Sì, tempo, anche regalarle, anche poi. regalarle per incentivare però la venuta di stranieri che comprano quella casa e vanno a pagare le tasse là. Pagando le tasse il comune può offrire servizi. Quindi, però questa immigrazione al contrario è un'immigrazione di carattere stagionale, Sì. non è definitiva e non sappiamo quando durerà questo fenomeno. Certo, se è soltanto Quindi, così, una moda, ecco, giusto. passeggera. In questo momento va bene, però poi lo sappiamo quello Bene, che succederà. credo che ci sarà sicuramente un ottimo confronto e dibattito il 18 di ottobre presso la sala convegni del Museo Del Museo Archeologico Archeologico di Agrigento. Torniamo al nostro progetto Viva la Gente. Sia Kathleen che Casey ci hanno portato un video, insomma, che riassume che cosa? Il loro lavoro, Adriana. Sì, fa vedere un po' cosa c'è dietro questo progetto. Il musical, che è un aspetto importante, appunto, attraverso il musical che loro raccontano questa voglia di condividere positività, di condividere la musica, portare l'energia della musica insieme a quella dei giovani, sicuramente è una bella scelta, una bella Bene, allora combinazione. noi vediamo questo video che racchiude un po', insomma, tutto quello che è il progetto Viva la Gente, e poi saranno direttamente Kathleen e Casey a spiegarci qual è il musical in realtà, come si svolge e che cosa propone. Prego Piero con il video, grazie.
favorite parts of Up With People is how we travel around the world for 6 months. It's 100 people from 20 different countries. We perform, do community service, stay with host families. Just spreading awareness is what we're doing. Make the world a better place in any way we can. Our mission is to spread hope and open-mindedness. We want the world to be a peaceful place. Performing is the biggest part of Up With People. 100 people just flood in, make such a huge production. You don't need to be a professional to be in Up With People. Everyone here is supportive. They're like, yeah, let's do this together. We stay with host families wherever we go. We get to actually learn about the culture and not just see it from a tourist perspective. They are opening the house for you. I have more friends from a different country. They help me a lot. Each day is so busy. Community service is just working with people from the community. If they need us to help with homeless shelters, gardening stuff, or working with kids, then that's what we do for that week. And then at the end of the week, as like a thank you, we perform a show to challenge the audience how 100 of us from 20 different countries can stand up on stage, sing about the same message, say if we can do it, why can't you do it? I didn't realize how small the world could be until I joined Up With People. The best part of Up With People is the connections you make with everyone that you meet. Actually, I can say I have new family here. We're from like different countries, we're from different background, different religion, but like we can like exist understanding each other. You come out of this program being the best you that you want to be and that you never thought you could be. In reaching out to other people, we get perspectives from around the world. Up With People's goal is to make places become faces. Make the world a better place little by little in any way we can. With every person that we touch, they'll spread it more and more. Even the smallest things that we're doing are helping them in such a big way. Ecco, avete visto un po' cosa succede in questo meraviglioso musical? È stato rappresentato, pensate, in oltre 70 paesi in giro per il mondo ed è stato visto da più di 1.100.000 persone. Una bellissima realtà. Chiedere, vuoi parlare tu? So our show is 100 young people that come together from all over the world. Sì, è composto da un cast di 100 persone, 100 ragazzi che vengono da diverse parti del mondo. And we travel the world as an example of how diverse people can come together and still work in peace and spread hope. E viaggio nel mondo proprio per dimostrare come persone di culture diverse possono convivere serenamente e lavorare per uno stesso progetto comune e diffondendo appunto pace, messaggi positivi di speranza. Peace and love. Yes. Chiesi, che cos'è, qual è la trama del musical? Qual è il filo conduttore, insomma? So it's not like a theatrical performance, okay. It's a musical production. So we have songs about the environment, we have songs about mental health. So there's not a story, but there's not a story, but there's songs and dances from all over the world. Okay. Non c'è una storia, non è un'opera teatrale, sì, non c'è un filo, no, il filo conduttore sono le tematiche, perché parlano appunto di what are the topics of the song? So the environment. Ci sono diverse canzoni da diverse parti del mondo sull'ambiente, per esempio, sulla parità di genere, mental health.
sulla salute mentale, quindi sono, diciamo, il filo conduttore sono gli argomenti delle canzoni, proposti delle canzoni. Mentre la sede, diciamo, ufficiale di questo progetto dov'è e come si organizzano loro, che cosa fanno, delle prove, degli incontri? Oh, yes, we're stationed out of Denver, our Sì, headquarters. il centro è Denver, dove nasce tutto. And what do you do during the day? How do you get organized? Do you practice? Do you Yeah, so our cast in January and in July will have a new group, but they'll practice for about a month and a half. Sì, fanno pratica per circa un mese e mezzo. And then they'll set off and visit about 15 different E poi cities. partono e visitano circa 15. visitano circa 15 città, Yeah, so they'll go through the United States, Canada or Mexico, Stati Uniti, Canada, Messico and then Europe. e anche Europa. Ma che cosa spinge i ragazzi, proprio tutte queste oltre 100 persone, abbiamo detto, a mettersi insieme? Qual è il filo conduttore, insomma, oltre che... The motivation that brings all these people together. I think that the youth has so much, they're so inspired now, and I think that they have been for a long time, and so they all come together to show that if they can do it, we all can do it. Okay. I giovani adesso sono ispirati e sono anche un modello e vogliono proprio rappresentare un modello per tutti, dimostrare che se loro riescono tutti possiamo convivere, insomma, in serenità. E loro hanno già avuto altre esperienze oltre qui in Italia e in Sicilia, dove sono stati, insomma, in quale parte del mondo? Have you been here before, in Sicily, in Italy? This is my first time in Italy or Sicily ever. So. Okay. No, prima volta in Sicilia e in Italia. What about other countries in Europe, or have you been? I've been to other countries in Europe, yes. Us personally or our program? Loro personalmente o nel programma? No, loro personalmente. No, no. This is my first time in Europe. Ah, pure anche loro la prima volta. Prima volta in Europa per Yeah. okay, sì. My family's actually from Italy, so it's exciting to come to Italy. La sua famiglia è originaria dell'Italia, quindi ecco, era quindi... molto contento di venire. Bene. La prima impressione venendo qui ad Agrigento qual è stata? Che cosa hanno detto? I love it here. I think it's beautiful. The people are so warm and so inviting, and it's a very nice place. Molto bello, sì, fantastico, e le persone sono molto calorose, molto ospitali, insomma. Quindi noi vedremo questo musical, dicevamo, questo format artistico, lo spettacolo Viva la gente, che sarà diciamo, programmato al Teatro Pirandello giorno 2 novembre. Sì. So the show will be Pirandello Theatre the 2nd of November. Sì, perfetto. Come faranno le persone per poterlo vedere? Qual è? So the city and the region have sponsored so that the show is complimentary, so you can get tickets at the door. Sì, lo spettacolo è finanziato dal comune e dalla regione, quindi è gratuito per la cittadinanza. Si può andare direttamente a prendere il biglietto. A prenotarsi allora. Ecco, sì, le famiglie ospitanti invece avranno diritto hanno diritto di precedenza. Mi sembra giusto. Insomma, sì, una cosa che non abbiamo detto è che loro anche offrono servizi alla comunità. Ovvero? Quindi, what kind of services do you offer to communities for your performance? So we do almost anything. We've built houses before. With Habitat for Humanity Corporation. We've done gardens. We've picked up trash. We've painted murals. Dipingono murali, puliscono le strade, raccolgono la spazzatura, costruiscono un altissimo senso civico. Allora, sì, ecco. Costruiscono edifici se necessario, insomma, a 360 gradi. Bene, complimenti veramente. Veramente una cosa bella, Enzo. Sicuramente. Non avevo veramente contezza quando ho ricevuto l'email da parte di Arturo, il nostro direttore, che mi diceva abbiamo ospiti questi ragazzi. Sono andato subito a documentarmi e ho visto veramente la grandezza di questo loro impegno. Sì, in un mondo cinico quale quello in cui viviamo adesso è una bella, insomma, cioè, sapere che ci sono ragazzi che si impegnano con questo alto senso civico fa veramente ben sperare
nel futuro. Loro naturalmente nella loro vita normale sono studenti, credo, sì? Do you study or do you work full time for the project? No, lavorano full time a tempo pieno per la... Già, perfetto, bene, grande impegno. Enzo, ritorniamo al nostro calendario, al nostro bellissimo cartellone della stagione concertistica. Dicevamo una stagione lunga, cioè un concerto lungo praticamente una stagione, il bellissimo concerto di Capodanno che sarà ripreso con al centro la bella realtà dell'orchestra del maestro Cusumano. Sì, quello è il 1° gennaio, quindi si inizierà questa lunga passeggiata, questa lunga serie di concerti. Concluderemo il 31 maggio, quindi 8 concerti distribuiti in 6 mesi, in 5 mesi, quindi daranno grandi spazi per coloro i quali vogliono venire a vedere della buona musica. Abbonamento o spettacolo singolo? No, c'è la possibilità sia dell'abbonamento che dello spettacolo singolo. L'abbonamento può essere in accoppiata con l'abbonamento per la stagione di prosa o altrimenti singolarmente per la stagione concertistica o altrimenti poi per ogni singolo concerto si può fare il biglietto lì direttamente al botteghino. Bene, Andrea, dicevamo questo periplo della Sicilia, qual è stata la parte più bella o più rilassante o comunque vedere la costa siciliana da quella prospettiva e quella che ti ha un po' dato qualche problema, qualche preoccupazione se c'è stata? Allora, partiamo diciamo che la Sicilia è tutta bellissima, dal mare, è un'isola, anzi noi siciliani dovremmo vivere più questa risorsa che abbiamo, che è appunto il mare. Forse la parte, diciamo, quella messinese si gusta un po' di più, la Scogliera Alta, i monti... Sì. Ogni parte della costa siciliana ha una sua particolarità, bellezza, sì, è particolare. Sicuramente la parte più difficile che ho incontrato durante il periplo è lo Stretto di Messina, che capite bene farlo senza motore in mezzo a navi portacontainer che ti passano a 20 metri che assolutamente non si fermano, non è che perché tu sei a vela ti hanno precedenza, assolutamente, la nave va e se ti ritrovi senza vento sulla rotta di una nave diventa un po' un problema. Da una parte Scilla, dall'altra Caride, insomma. Esatto. E poi sappiamo bene lo stretto, il significato mitologico che ha per un navigatore, è chiamato il Capo Horn del Mediterraneo, a detta di molti esperti navigatori. Quindi ci è voluto più attenzione, diciamo. Assolutamente, lo stretto mi ha tolto tutte le energie, infatti dopo 10 miglia mi sono dovuto fermare perché ero sfinito, perché ho passato 6 ore totalmente in tensione, senza poter bere, senza poter mangiare, è stata la parte più dura del viaggio. Quella più rilassante invece con quella più rilassante... un buschino e un sigaro? Quasi, sono rimasto fermo a 14 miglia fuori tra Cefalù e Capodorlando, quindi nel Tirreno, in mezzo alle olie, mi è finito il vento, è fatto buio. E ne hai approfittato allora? Sì, ho acceso una luce, ho messo una sorta di telo a ripararmi, ho indossato la muta e ho dormito sotto le stelle praticamente. Ma se non c'è vento nello Stretto di Messina come si fa? Quello è un problema, infatti va scelto il momento giusto per guardare il meteo. Soffio nella vela. Ti metti a traino, soffiare nella vela. Io avevo una piccola pagaia per poter fare piccoli spostamenti, ma chiaramente lentamente, molto lentamente, quella è una cosa d'emergenza. Diciamo. Parlavi che anche tu, insomma, nel tuo periplo, comunque nelle tue avventure velistiche, sei stato un po' ospitato come i ragazzi qualche volta? Sì. Infatti al di là della sfida sportiva mia personale, la cosa più bella è stata riscoprire questo lato umano, questa disponibilità a ospitare, accogliere, disinteressato, quindi senza gente che non ho mai conosciuto, che mi ha aperto le porte appunto di casa, mi ha offerto un caffè. Capite che dopo 20 ore di navigazione, bagnato, anche fare una doccia calda, diventa importantissimo questo. Infatti noi siciliani su questo siamo campioni, in ospitalità e accoglienza, e lì voglio ribadire anche il discorso, il concetto che per un navigatore, un marinaio, e comunque chi va per mare, che sia per passione, che sia per lavoro o che scappi da una guerra, l'importanza di trovare un porto aperto è fondamentale. Questo è un concetto che io ho chi naviga capisce che cosa significa trovare qualcuno che ti accoglie e che ti salva dal problema, perché il mare
sì, è una cosa bella, ma può diventare anche una cosa, diciamo, e noi come velisti credo che, insomma, come Italia, insomma, abbiamo l'Italia delle è una penisola, eccellenze, è bagnata dal mare, quindi mi ricordo che c'era Luna Rossa, c'è ancora Luna Rossa, è stato presentato adesso, saremo alla prossima America's Cup con Luna Rossa, Prada, insomma l'Italia è sempre stato un popolo di navigatori. La Sicilia è sempre stata crocevia di navigatori che si avventuravano, no? Sono venuti tutti al mare, quelli che hanno i greci, gli arabi, tutti via mare sono venuti, quindi la vela è una delle cose più antiche, più agli antipodi, no? Che c'è come... E abbiamo visto che è stato qualche giorno fa lì a Trieste che c'è la più grande... Sì, la Barcolana. La Barcolana. Adesso ha superato la più grande d'Europa, numero, del mondo, credo. Più di 2000 barche ormai ogni anno da tutte le parti del mondo. Il traffico, Sì, è incredibile. Io volevo fare una domanda, volevo capire il rapporto col silenzio, perché deve essere molto intenso. Insomma. Allora, la vela può essere vissuta in equipaggio, quindi insieme ad altre persone. Poi c'è questo aspetto del solitario, cioè di navigare da soli, che è una cosa che se non provi non si può spiegare. È una dimensione quasi, sei fuori dal mondo, sei completamente, e lì veramente ritrovi te stesso, perché anche se ti metti in una stanza da solo non sei isolato, comunque esci fuori dalla porta. Io ero quando navighi da solo sei totalmente da solo, cioè non è che puoi chiamare qualcuno. Qualche delfino ha fatto compagnia. Sì, li ho incontrati, li ho filmati, infatti c'è una mia pagina Facebook che si chiama Solo Around Sicily, dove appunto pubblicavo le dirette, perché di giorno facevo le dirette Facebook. La cosa più bella è stata appunto coinvolgere, appassionare gente che di mare non ne capiva, gente che di vela non è, e mi seguiva tutti i giorni. Addirittura se io non pubblicavo la sera che ero arrivato in porto mi chiamavano e dicevano: ma che fine hai fatto? Preoccupati, sì. Questa è stata la cosa più bella. Qualche sirena ti ha incantato? No, sirene no. Non ne hai trovate? No, sirene no. Quanto è durato questo? La navigazione in totale è durata 18 giorni, però io sono stato fuori di casa praticamente 27 giorni, poi mi sono fermato per fare delle conferenze e per il maltempo pure, che durante si incontra, diciamo, è una cosa normale. Veramente, una bella esperienza, anche forse un rafforzarsi, un trovare se stesso, insomma, avere tantissime motivazioni che ti portano a fare questo giro. Possiamo definirlo estremo? Sì, con il mezzo sì. Fatto con una barca normale è una normale navigazione, no? Si fa anche per vacanza. Fatto con una barca che naviga a 30 cm dall'acqua, che si può anche capovolgere, diventa un po' di coscienza o sicurezza dei propri... No, quello sicuramente... Ho una traversata atlantica alle spalle, si deve fare quando uno certo. è veramente una preparazione fisica e tutto quello che... Come si dice, azzardati sì, ma stupidi no. Però l'imprevedibilità c'è sempre. Quello c'è sempre, il lato imprevedibile. Il mare va rispettato, assolutamente. E noi in deve passato essere abbiamo avuto cosciente. anche delle perdite di velisti agrigentini. Deve essere cosciente uno delle proprie forze, delle assolutamente. Il mare infatti non si sfida, ma si cerca di trovare uno spazio per poter passare, ecco, quello è quello che... Però la vela è molto bella. Sì, la vela sì. Adriana, che dobbiamo fare con questo inglese? È difficile per un neofita iniziare? Ci sono dei corsi preparativi? Come funziona? Se c'è la motivazione si supera, insomma, ogni difficoltà, sicuramente, la base è quella. E poi sì, i nostri corsi, diciamo, mirano a mettere una persona a proprio agio e a usare la lingua in senso pratico, quindi già questo sicuramente è qualcosa che aiuta tanto, perché non è più, diciamo, lo studio tradizionale sul libro, quanto proprio cercare il più possibile di mettere lo studente nella condizione di usarla la lingua, che sia per viaggio, per interessi personali, o insomma per qualunque tipo di motivazione ci possa essere. Poi la ciliegina sulla torta è andarsi a fare 2 o 3 mesi. Certo, quello aiuta sicuramente, perché insomma, poi sì, a parte la lingua, ma anche proprio l'esperienza. Se a mare devi navigare, no? Devi navigare, sei in America devi parlare inglese, altrimenti non ti capisce nessuno. E poi perché il bello della lingua è proprio quello, è la comunicazione, è il veicolo che ti permette di conoscere e di incontrare altre culture, quindi non è solo la lingua fino a se stessa, ma è il mezzo, no, con cui ti confronti e ti scopri, insomma, chi è diverso da te. Bene, avete visto, insomma, che ridendo e parlando siamo già arrivati al termine del nostro incontro. Questa è la prima puntata di Target della stagione
2019-2020, che ripercorre e ricalca un po' tutto quello che in questo decennio e oltre è la nostra puntata. E in questo caso pregherei a Adriana di comunicarlo ai nostri ospiti internazionali, perché noi in chiusura ci salutiamo naturalmente e non lo facciamo semplicemente dicendo grazie e buonasera, no? Chiediamo ai nostri ospiti di fare il loro saluto con un pensiero, non lo so, proponendo una frase o comunque un qualcosa che caratterizza il loro essere e il perché li abbiamo invitati qui, quindi la loro attività. E il tutto naturalmente deve essere positivo, perché noi il bicchiere lo vediamo sempre mezzo pieno, quindi è questa la peculiarità di Target. E mentre Adriana spiega il saluto finale a Kathleen e a Casey, ringrazio della sua presenza e anche del grande impegno per Agrigento e non solo Enzo Abbate, il direttore organizzativo dell'Orchestra Filarmonica e Coro Polifonico della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento, e con lui tutte quelle persone che hanno contribuito a creare e a proporre questo splendido cartellone concertistico. Grazie Enzo. Grazie a te, e invito tutto il pubblico a venire a fare l'abbonamento alla stagione concertistica, ne vale veramente la pena e costa pochissimo. Quindi... Grazie per lo sforzo, per l'amore per la natura e il mare in particolare, al velista, in questo caso in solitaria, Andrea Barbera. Io penso che Agrigento, essendo a soli 5 km dal mare, deve aprirsi di più al mare come risorsa dal punto di vista sport acquatici, ambiente e anche per il turismo. Lo dobbiamo sfruttare, questo mare deve essere la nostra risorsa principale. Bene, grazie a Vincenzo Baldanza, il suo lavoro come segretario generale SPCGL di Agrigento, e anche a questo importante appuntamento di venerdì 18, dove si parlerà dello spopolamento dei comuni, dell'invecchiamento e dell'emigrazione giovanile. Questa iniziativa noi vogliamo valorizzarla cioè accendendo il riflettore anche su questi temi che sono problemi più che essere temi. Per cui questo è il nostro impegno e per questo motivo noi l'abbiamo organizzata questa cosa, sperando che tutti i sindaci della provincia di Agrigento facciano fronte comune per cercare di incalzare la politica, il governo regionale, il governo nazionale, a trovare un modo per evitare che i nostri giovani continuino ad andare via e quindi a spopolare i nostri comuni e ad abbandonare le famiglie e i genitori che spesso rimangono soli dopo aver fatto tanti sacrifici per farli studiare. Bene, grazie a Adriana Iacono, la direttrice di Eurolingue e anche la nostra interprete personale per il progetto Viva la Gente. Prima il tuo saluto Adriana e poi quello dei ragazzi. amici. Sì, mi associo insomma a quello che è stato già detto, di un messaggio di apertura, aprirsi, accogliere l'entusiasmo, l'energia, la passione di questi ragazzi e anche simbolicamente vincere lo spopolamento, insomma la desolazione che a volte vediamo nei nostri comuni. Quindi sì, apriamoci, cioè non creiamo muri ma accogliamo, soprattutto quando si tratta di situazioni e di messaggi come questo. Hai spiegato il saluto che devono fare. Casey Jenkins del progetto Viva la Gente. So on behalf of both of us and Viva la Gente, we want to say thank you Agrigento for welcoming us. In rappresentanza del progetto vogliono ringraziare la città per l'accoglienza. We're excited to have our cast experience your city. And see all the wonderful people and the beautiful Siamo things. molto contenti insomma di avere questa esperienza qui ad Agrigento e di aver incontrato e anche delle persone che incontreremo. And we're excited for everyone in Agrigento to meet our cast as well. Sì, e anche vogliamo che tutta la gente di Agrigento riesca a incontrare tutto il nostro cast, quindi tutti i 100 ragazzi che fanno parte del cast del musical. Il saluto anche di Kathleen Anderson. Sì, do you have I think Casey said it great, but thank you for having us here, and we're very, very excited to be here in Agrigento. Grazie a tutti voi che ci avete ospitato e siamo molto contenti di essere ad Agrigento. Bene, naturalmente loro potranno vedersi non solo loro due che sono qua insomma ad Agrigento e in Sicilia, ma mandare anche un messaggino ai loro amici in Denver, California o in tutti gli Stati Uniti, perché come dicevo la nostra trasmissione è in streaming e poi viene messa su un link dedicato sul nostro sito internet, quindi ci possono vedere direttamente da tutto il mondo. Ok?
Grazie della vostra presenza Grazie e della vostra partecipazione e soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche per l'inizio di questa nuova stagione di Target ci segue e ci seguirà. Buona serata a tutti.